Corriamo invece alle nuvole scure, esatto. Perché Massimo c'è un guaio che è successo di nuovo in Veneto. Hanno fatto le previsioni ancora all'incontrario e il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è molto arrabbiato. Lui ha detto: chi fa le previsioni del tempo in televisione mette un dito sull'Alto Adriatico, il dito è grosso, non si capisce dove indica, per cui copre Trieste, Chioggia, Verona, Trento. Ci vuole un federalismo meteorologico, lo chiediamo all'uomo giusto. Lui ci conosce da molti e molti anni, gli diciamo buonasera. Luca Zaia, presidente, buonasera. Buonasera, c'è sempre il vostro figlioletto che vi aspetta comunque. Lei aveva battezzato un asino col nostro nome, ma lo ha già polentato o è ancora vivo l'animale? No, vi annuncio che siete diventati nonni, il che è preoccupante. Veramente? I ragazzi di Caterpillar sono diventati nonni, hanno una asinella come nipotina. Ma è bellissimo. Lo diciamo agli ascoltatori, hanno degli asinelli che servivano a tagliare l'erba su... Servono ancora. Su una strada provinciale era, giusto? Assolutamente sì, ma poi se è diventata un'asinomania, visto e considerato, avete visto anche il nostro campione di ciclismo Brusaghin ne ha molti, e poi ci sono molti VIP che hanno gli asini, tanto è vero che sto organizzando un raduno degli asini dei VIP. Ma veramente? Zaia, veramente lei ne ha fatte di strada da quando cavalcavamo sotto i cavalcavia, insomma, è diventato ministro, poi mi presidente, ha fatto il panino, presidente, governatore, poi non mi mette l'inno quando mi fa arrabbiare la russa. Adesso... Ecco, anche sull'inno chiariamo questa storia. L'inno è stato cantato, è che se tutti corrono dietro a un giornale che scrive le bugie, è inevitabile che le bugie poi vengono prese per vere. Ma non è vero che l'inno è stato cantato, ma lei era già andato via da mezz'ora? No, io ero lì, l'inno è stato cantato durante il taglio del nastro che ho tagliato io, di una scuola che inaugurava 5 aule in bioarchitettura, una scuola elementare. Pure il Feng Shui, però il giornalismo spesso è preso così male, cioè questa è una dimostrazione. Purtroppo è così, ma è il caso di Sabella e Lauro, per citare per esempio su Radio 2, il bruttissimo giornalismo. È ancora peggio col meteo, Presidente, cosa è successo? Ma è una cosa seria, al di là delle battute. Il mio Veneto è la prima regione turistica d'Italia, fa 62 milioni di presenze turistiche e di queste... Più di Roma? Assolutamente sì. 32 milioni le fa sulle spiagge. Le spiagge del Veneto sono Jesolo, Caorle, Eraclea, Sottomarina, Chioggia, grazie. Jesolo l'abbiamo detto, sì. Jesolo l'abbiamo detto. Grado è di noi friulani, no? È dei noi friulani Giuliani D'Amo. Lignano è dei friulani. Però ecco, questi 32 milioni di presenze turistiche significano anche weekend, significano anche, ne parlavamo anche questa mattina con l'amministratore delegato di Gardaland, la possibilità di far capire ai cittadini che quando c'è sole bisogna dirlo, quando si ha il dubbio si eviti di calcare la mano, perché alcune previsioni sono veramente assurde. Giusto, lei dice, nel dubbio lasciamo spazio alla speranza. Ma guardi, in un momento nel quale si perdono posti di lavoro, pensare che la prima industria che c'è in Veneto è il turismo. Con 12 miliardi di fatturato, dico, difendiamo questa industria e difendiamola fino in fondo. Senta, ma ce l'ha con qualche meteorologo in particolare? Quelli di Mediaset. No, io ce l'ho con quelli con il dito grosso, con l'indice grosso. È il razzismo, dei pollicioni, delle specie di... Spiego anche perché già quando si parla di mare significa comunque che le correnti, il vento, il mare fa in velocità, porta brutto tempo ma anche il bel tempo. E se poi tu indichi l'Alto Adriatico va da Trieste a Sottomarina, voi capite che possiamo passare dai temporali perenni al sole splendente, cioè per cui facciamo allora Zaia, facciamo opera qui alla RAI come sempre di trasparenza e corretta informazione. Dov'è adesso e che tempo c'è? Guardi, io adesso sono a Roma e c'è il sole, molto probabilmente qualcuno ci metterà. Invidia. Io ho anche l'impressione che qualcuno si infila qualche nuvola ogni tanto per evitare di far figuracce poi il giorno dopo. Senta, però Zaia, la nuvola anche... sta diventando un alibi. Però il meteorologo ha le mani che ha, anche indicare sulla cartina con lo stuzzicadenti poi non è elegante, ci vuole, no, io direi che è obbligatorio invece fare un po' più di pubblicità alle nostre località turistiche, pensare ad esempio che ci possa essere un rullo che scorre sotto a video durante la lettura dei telegiornali e pensare che di
di parlare delle temperature e delle previsioni per il giorno dopo, utilizzando che so l'icona del sole piuttosto certo, che la faccina. Che della nuvola. Pensate che so per Capri, Taormina, Jesolo, Cortina, no? le Dolomiti, insomma. Facciamo così, nel dubbio adesso noi dobbiamo andare perché c'è la pubblicità, però le diciamo, uno, di dare una carezza ai nipotini degli asinelli e dire loro che è la carezza di Caterpillar, due, che domani in Veneto splende un sole magnifico. Ma lo sarà anche il prossimo weekend, ditelo con tranquillità. Va bene, però Zaia, se piove, a volte piove. Arrivederci. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie, era il presidente del Veneto Luca Zaia. Tocca sempre a noi, Massimo, rimettere ordine tra le istituzioni. Vabbè, adesso ci becchiamo una nuvola di pubblicità e poi torniamo.